Un coro unito più che mai di sindaci, amministratori, rappresentanti di categoria sta appoggiando la proposta dell'ULSS Pedemontana, così come sostenuta da Rete Veneta in vista del riordino sanitario previsto dalla Regione, che prevede l'accorpamento delle aziende sanitarie, una per provincia, con le due eccezioni inspiegabili di Padova e Verona, due direttori generali, oltre all'azienda Zero che avrà sede a Venezia. Un piano che non piace al nostro territorio, al nostro bassanese, che in troppe occasioni si è visto cancellare importanti servizi, uno su tutti il tribunale. Adesso sono in tanti a dire basta, non esiste colore politico, non esistono ideologie, non esistono maggioranze o minoranze. Basti pensare al numero di amministrazioni comunali che hanno sottoscritto il documento della conferenza dei sindaci in cui si chiede che non venga cancellata l'ULSS bassanese e che la regione opti, oltre all'azienda che farebbe capo a Vicenza, anche a quella pedemontana vicentina che avrebbe come cuore appunto Bassano. L'ex sindaco di Cassola, oggi consigliere di opposizione a Cassola, nonché il referente provinciale della neonata associazione politica Veneto in Movimento, sorta con l'obiettivo di riappropriarsi delle eccellenze del nostro territorio, abbraccia in toto questa proposta. Io ringrazio Rete Veneta perché ha proposto l'idea della USL della Pedemontana, che noi sposiamo e cerchiamo nel nostro piccolo ovviamente di effettuare un confronto, un ragionamento e di portarla avanti per quanto riguarda appunto anche la diffusione dell'idea nella gente. Solo attraverso la USL della Pedemontana il politico, il rappresentante che sta in Regione Veneto e che deve rappresentare il bassanese può confermare alla gente la fiducia che la gente stessa gli ha dato. È un banco di prova molto importante per i nostri eletti in Regione Veneto per dimostrare che ci tengono al territorio.